Procediamo con la pralina Evo. La pralina Evo è una pralina fatta ad oliva a base di olio extravergine di oliva ed alga spirulina. Iniziamo con l'interno. Scaldiamo la panna. A parte nell'hot mix versiamo del cioccolato bianco, l'alga spirulina, e attendiamo che la panna arrivi ad ebollizione. La panna sta bollendo, a questo punto è arrivato il momento di versarla all'interno dell'hot mix dove abbiamo la cioccolata e la spirulina. E iniziamo a mischiare. Versiamo l'olio a filo. Aumentando la velocità fino a completo assorbimento. La nostra base è pronta per essere messa all'interno del sac à poche. Procediamo a stampare le nostre olivette tenendoci sempre più alti rispetto al bordo in modo che poi le possiamo rimodellare quando si saranno stabilizzate. Adesso le mettiamo a stabilizzarsi, le battiamo e poi le smodelliamo. Una volta smodellata abbiamo la nostra forma di oliva, la prenderemo e la sciabloniamo in uno sciablon fatto al 50% di cioccolato bianco, 50% di burro di cacao e spirulina. L'importante è che lo sciablon sia a una temperatura di 30 gradi circa, in modo che ci sia una sorta di temperaggio e resti stabile a temperatura ambiente.
Una volta che il nostro burro si sarà stabilizzato, procediamo a mettere la foglia. Questa è una vera foglia di olivo, in modo così da avere un effetto realistico sul piatto. Ecco qua. Spennelliamo con oro le nostre olivette per dare un effetto di punto luce. Le nostre praline Evo sono quindi pronte.